ai piedi del Ponte di Rialto, 5.000 metri quadri che sono stati restaurati con un restauro conservativo e che hanno riportato davvero questo ponte alla sua originaria bellezza. È il tenore Andrea Bocelli, tra le note dell'inno di Mameli, ad introdurre l'attrice Cristiana Capotondi, madrina della giornata per il simbolico taglio del nastro del restaurato Ponte di Rialto a Venezia, che ha interessato anche gli impianti e i negozi che insistono sull'opera. 5 milioni il costo, finanziato dall'imprenditore veneto Renzo Rosso. Avere un monumento di questo tipo ti dà tanta gioia, tanta felicità. Quando abbiamo tirato via le transenne si è visto veramente qualcosa di esemplare. All'inaugurazione tra i presenti anche il presidente di regione Luca Zaia. Tradotto in cifre vuol dire 130 persone che per 80.000 ore hanno lavorato per recuperare questo ponte. Questo è un ponte non qualsiasi, lo diceva prima il patriarca, è il ponte di Venezia. E quindi il fatto che Renzo abbia avuto il coraggio, l'ardore, ci metto coraggio e ardore perché non basta avere i soldi. A chiedere la legge speciale il sindaco Luigi Brugnaro nell'appello rivolto al presente ministro del turismo Massimo Garavaglia. Abbiamo l'occasione di fare un bel rimbalzo che però deve continuare e partiamo proprio da qui. In questa crescita c'è anche tanto turismo e il turismo è ovviamente Venezia, questi simboli, e ovviamente la regione del Veneto che in Italia è la regione leader nella qualità del turismo. Con Nessun dorma dalla Turandot di Puccini è sempre il maestro Bocelli a far sognare i veneziani incantati dalla storia di questa città coraggiosa e resiliente da ben 1600 anni.